La nostra gioventù di Natala Francesca Caruso. La filiale della Rinascente a Catania aprì le porte al pubblico il 10 ottobre del 1959. Fu costruita dove era ubicato il Cinema Sala Roma, all'interno del Palazzo Ospitaleri, demolito qualche anno prima. Vi racconterò la storia di alcune giovanissime ragazze, me compresa, che si conobbero lavorando nel grande magazzino della Rinascente. Una storia che può sembrare quasi scontata, ma che mi piace far rivivere con i sentimenti vissuti e condivisi. Crescendo siamo riusciti a conciliare tutto quello che la vita ci offriva, nel bene e nel male, e aggiungo, mi piace scrivere anche della nostra amicizia, che siamo riusciti a coltivare negli anni. Avevamo iniziato in fretta. Alcune di noi non erano ancora maggiorenni, ma il desiderio di indipendenza e il bisogno materiale ci aveva portato a iniziare questo cammino. Infatti, scrivendo di quegli anni, ho riflettuto sul percorso di vita di noi giovani ragazze, poi donne, mogli e madri. In effetti abbiamo iniziato una fase di emancipazione femminile già esistente in Europa, ma da noi al sud era una strada da iniziare a intraprendere. Ricordo le nostre manifestazioni di sciopero, che iniziarono a dicembre del 1968, ma la protesta più significativa avvenuta negli anni 70 per il rinnovo contrattuale, con cortei e striscioni lungo la via Etnea, quando il negozio rimase chiuso per parecchi giorni. Eravamo orgogliose di poter dimostrare che noi donne riuscivamo, pur non senza sacrifici, a conciliare il lavoro, la casa e tutto il resto. Per noi pioniere è stato più faticoso, perché oggi che la donna lavori è normalità, e il marito, il compagno, la coadiuva, secondo le proprie possibilità. Ma in quegli anni era tutto sulle nostre spalle. Vuoi perché il marito non poteva conciliare i suoi orari con i nostri, vuoi perché era normale che la donna fosse relegata al ruolo di moglie e madre solamente. Vengo da una famiglia modesta, che dopo tante traversie e sacrifici negli anni 60 aveva raggiunto un discreto benessere. Quando inizio a lavorare nel grande magazzino La Rinascente ho solo 17 anni. Era per me un mondo nuovo, avevo tanto entusiasmo e allegria. Quando entravo negli spogliatoi per cambiarmi, cantavo sempre. I miei inizi, visto che fui assunta il 4 dicembre del 64, furono presso il reparto giocattoli. Allora era fortissimo, occupava quasi un intero piano. Dopo poco tempo venni trasferita al reparto pellicceria. Vendevo colli di pelliccia. Cominciai a capirne il valore e la qualità. Successivamente mi fu chiesto se mi poteva interessare un trasferimento nell'area contabilità. Accettai. E lì ho incontrato quelle che sarebbero state le mie grandi amiche e compagne di lavoro. Mandavo le mie 2 bambine presso un istituto scolastico privato. Il pulmino veniva a prenderle puntualissimo, alle 7:10. Tornavano a casa alle 16:30 e subito a giocare, perché dove abito c'è spazio e nel mio complesso c'erano diversi bambini. La mia vita era programmata a orari. Alle 19:30 rientro in casa, doccia veloce, cena, e alle 20:30 dopo carosello a nanna, perché la sveglia suonava alle 6:15. All'età di 8 anni una e l'altra, poco più di 6, ho dato loro la chiave di casa. Rientravano a scuola e mi aspettavano. Anche loro sono cresciute in fretta. Tante fatiche, tanta stanchezza, ma non mi pesavano, perché ero felice di dire che lavoravo e conciliavo il ruolo di donna madre con orgoglio. Quante storie si sono intersecate in quella realtà lavorativa.
Crescendo prendevamo consapevolezza che la vita non è per tutti uguale. Per alcuni il percorso è irto di difficoltà e per altri è più agevole. Ma questa è la vita. A Catania venivano a lavorare direttori e capi area provenienti dal nord. Arrivavano prevenuti e si davano tante arie, ma quando andavano via avevano sempre le lacrime agli occhi, perché si erano trovati benissimo con la nostra ospitalità, disponibilità e accoglienza, tipica di noi siciliani. Andare via per alcuni era molto triste. Infatti capitava che i giovani capi area rifiutavano il trasferimento, preferivano rimanere a Catania. Negli anni successivi, gradatamente, con l'avvento delle nuove tecnologie, il numero del personale degli uffici si ridusse notevolmente. Chi andava via non veniva più sostituito. Gli anni trascorrono, non si fermano, come le acque dei fiumi vanno sempre avanti, come la nostra vita. Cresciamo, maturiamo, abbiamo formato le nostre rispettive famiglie e ci siamo sempre confrontate tra noi. Erminia è stata la nostra guida, ma ognuna di noi al bisogno è stata sempre presente, con qualche consiglio, a volte una carezza o un sorriso. Certamente quando eravamo più giovani c'è stato anche qualche alterco o incomprensione nell'ambito lavorativo, ma la nostra amicizia è stata più forte. Abbiamo sempre superato tutto. Oggi non ricordiamo più gli screzi, resta solo il bello della nostra gioventù. Uscite dall'attività lavorativa, non abbiamo interrotto la nostra amicizia. Ci consideriamo non semplici amiche, che hanno condiviso gli anni più belli insieme, ma quasi sorelle, perché ognuna di noi, quando ha un problema, un dispiacere, sa che può parlarne, perché il nostro è un gruppo chiuso. Le nostre parole, i nostri sfoghi restano nel nostro cerchio magico senza alcun giudizio e se dobbiamo dire qualcosa lo facciamo guardandoci negli occhi. Scrivere di quegli anni mi ha fatto rivivere sensazioni in cui spesso, coinvolta nello scorrere delle giornate e del tempo che fugge veloce, non mi ero soffermata a pensare. Emozioni che, come quando il Tirreno si tuffa nello Ionio, il turbinio delle correnti che si sviluppano fa fiorare, in particolari spiagge della costa messinese, pesci che vivono sui profondi fondali. I biologi marini lo sanno. Li cercano sulla spiaggia e dopo averli rinvenuti con molta delicatezza, li raccolgono e li studiano. Io spero di aver trasmesso questa delicatezza, scrivendo dei miei ricordi, dando voce alla mia penna, riportando a galla immagini di vita vissuta. Perché per me oggi è più semplice ragionare con distacco sugli avvenimenti del mio e del nostro percorso di vita.